Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Focus, il nostro spazio di approfondimento. Tutti noi conosciamo bene gli UFO, quegli oggetti volanti non identificati che abbiamo visto in decine e decine di film. Forse pochi conoscono invece il significato di NEO, che vuol dire Near Earth Objects, ovvero oggetti in avvicinamento alla Terra. Adesso anche il cinema sta dedicando attenzione all'eventualità di un impatto, di una collisione di questi oggetti che possono essere meteoriti, asteroidi, detriti spaziali con la Terra e alle conseguenze che ci vorrebbero. E la scienza sta prendendo seriamente in considerazione questa eventualità, tanto da realizzare una rete di osservatori in grado di scrutare l'universo e avvertirci, si spera, in tempo. E dove dovrebbe sorgere uno di questi osservatori? Manca a farla apposta proprio in Sicilia, sulla cima del monte Mufara. Siamo nel Parco delle Madonie, quindi vicino a Palermo, a 1865 metri di altitudine. Ma si tratta però di un parco, appunto il Parco delle Madonie, quindi una zona protetta, tanto che si sono levate le proteste di ambientalisti, Legambiente, WWF, Italia Nostra in prima fila. Le loro ragioni sono state accolte per ora dal TAR, che ha deliberato una sospensiva dei lavori che avrebbero dovuto cominciare proprio all'inizio di settembre. Si attende la decisione finale che arriverà il 24 settembre. È una storia che sembra contrapporre le ragioni della scienza, della tecnologia con quella della tutela dell'ambiente, che ha sollevato e diviso molto l'opinione pubblica. Ne parleremo con i nostri ospiti, che vi presento subito. Fabrizio Bocchino, direttore vicario dell'Osservatorio Astrofisico di Palermo, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. E poi dalla parte, diciamo, della tutela dell'ambiente, Sergio Marino, ex direttore del Parco delle Madonie, che quindi conosce molto bene questa area così pregiata e di valore. Buon pomeriggio a tutti. E Giuseppe Barbera, paesaggista, più tutta una serie di qualifiche magari che ci dirà tra poco. Allora, io volevo intanto spiegare ai nostri telespettatori che cos'è questo telescopio, che fra l'altro è già stato costruito, si trova in questo momento a Matera, se non ho capito male. E ce ne saranno 4 in tutto il mondo, in Italia, Australia, Argentina e Messico. Ecco, Fabrizio Bocchino, che cosa farà questo telescopio? Questo telescopio entrerà a far parte di questa rete, come lei giustamente ha segnalato, per il monitoraggio degli asteroidi che si avvicinano pericolosamente alla Terra, i cosiddetti asteroidi killer, e per il monitoraggio dei detriti spaziali. Si tratta di 2 campi che nei recenti anni hanno assunto un'importanza fondamentale per la protezione e la salvaguardia della vita sulla Terra. Basti pensare che le attività spaziali, ormai diciamo, la nostra vita dipende interamente dalle attività spaziali, ma che queste stesse attività spaziali sono messe a rischio da alcuni fattori, tra cui la iperproduzione di spazzatura spaziale di detriti e l'avvicinamento di asteroidi potenzialmente pericolosi verso il nostro pianeta. Questo telescopio, grazie a una tecnica estremamente innovativa, qui è il caso di dirlo a tutti i telespettatori, si tratta di un telescopio all'avanguardia assoluta nel campo delle ottiche. Proprio il suo stesso nome, FlyEye, occhio di mosca, serve proprio a indicare la tecnica innovativa con cui la luce viene segmentata al pari come avviene negli occhi degli insetti, per poter raggiungere un grande campo di osservazione e una grande profondità. Quest'ottica è stata sviluppata interamente in Italia dall'Istituto Nazionale di Astrofisica ed è realizzata, il telescopio stesso è realizzata da una ditta italiana, quindi essenzialmente con questa realizzazione, con questo manufatto, noi ci poniamo all'avanguardia nella leadership nel campo delle ottiche a grande campo e per osservazioni profonde di detriti spaziali e di asteroidi. Ecco, io le chiedo però adesso brevemente perché è stato scelto proprio questo punto che si trova all'interno di un parco? Ecco, qui sicuramente entriamo nel merito della vicenda. Dico, spesso ci si chiede perché proprio in un parco. Dato nel caso di dire, insomma, di fare informazione corretta a tutti i telespettatori, che quasi tutti gli osservatori astronomici sono in parchi protetti, perché proprio gli osservatori astronomici hanno bisogno di condizioni di cielo, di pulizia di cielo e di illuminazione
molto particolari, in particolare devono trovarsi in posti bui, quindi trovare in posti isolati, devono trovarsi in cima a delle montagne molto alte perché è molto libere, molto sgombre. Questo perché il flusso di aria sulla cima delle montagne è un flusso di tipo laminare e il Monte Mufara possiede questa caratteristica, l'unico posto in Sicilia. Il flusso di corrente dei venti dominanti è laminare perché non c'è nessun rilievo attorno al Monte Mufara che induce turbolenza atmosferica. Quindi una volta che il flusso è laminare, questo vuol dire che le turbolenze atmosferiche sono ridotte al minimo, quindi le immagini stellari sono molto più piccole e molto più precise. Quasi tutti gli osservatori sono posti in parchi. Anche gli osservatori italiani, l'osservatorio d'Asiago, il più grande osservatorio in Italia, è posto in un'area protetta nell'altopiano dei 7 comuni in Veneto. Chiaro. Dentro il parco dell'Etna. Insomma, è la normalità quella che avete gli osservatori nei parchi, perché appunto richiedono condizioni particolari e garantiscono tra l'altro il continuare queste condizioni particolari, perché dovunque c'è un osservatorio astronomico si attuano particolari interventi di protezione proprio a garanzia che il sito non venga rovinato da illuminazioni, da gente che circola attorno e cose di questo genere. Allora, Sergio Marino, sì, poi torniamo ora, voglio sentire anche l'altra campana. Voi invece non lo ritenete per nulla normale, anzi siete stati molto preoccupati, c'è stato un presidio, ci sono stati vari ricorsi che, come ha detto, sono stati anche accolti temporaneamente dal TAR. Che cosa vi preoccupa? Ma intanto io non metto assolutamente in discussione le osservazioni fornite pro il telescopio. Il problema è un altro. Perché farlo lì? Io ho ascoltato e ho letto attentamente tutte le osservazioni delle associazioni ambientaliste e devo dire che, conoscendo abbastanza bene il territorio del Parco delle Madonie, il Monte Mufara, Piano Battaglia, io credo che le condizioni per realizzare questo intervento, che è un intervento anche edilizio abbastanza imponente per un territorio sensibile e delicato qual è quello di una zona A del parco e del Monte Mufara, dove ricordo che c'è la faggeta più meridionale d'Europa. Peraltro io mi ricordo pure approfittato di questo tempo prima del collegamento per andare a rivedere qualche libro dell'epoca. Cioè, quelle rocce carbonatiche hanno un valore enorme, che hanno portato proprio alla costituzione del parco. Io inviterei tutti ad andare a rileggere tutti i documenti che stanno alla base della costituzione del parco. Qui parliamo, leggo testualmente, di calcari organigeni che hanno colonie di coralli, spugne, calcari giurassici. No, ma nessuno mette in dubbio il pregio di questo parco, chiaramente. Ma che impatto avrebbe l'osservatorio sul parco? Ma intanto l'impatto diretto della costruzione, che è la costruzione di una strada, la costruzione edilizia, quando si realizza in una zona comunque una strada, diventa un punto di erosione, un punto di attacco, ma poi c'è anche un problema di principio. È un principio costituzionale. C'è l'articolo 9 della Costituzione che privilegia e sostiene la ricerca scientifica, ma allo stesso tempo tutela il paesaggio, il patrimonio storico e artistico della nazione e tutela dell'ambiente. Qua c'è una contraddizione enorme fra ricerca scientifica in un'area di parco, che può essere fatta in zona A, ma ricordo che può essere fatta per le finalità di conservazione del parco, non certo per la pur meritoria iniziativa che io, peraltro, per carità, io posso pure condividere, ma mi pare poi alla fine anche le associazioni ambientaliste propongono un'alternativa. Allora ci si siede intorno a un tavolo e si trovi una soluzione che sia più consona alle esigenze di tutela del parco e alla esigenza di realizzare, che io per carità considero anche per le Madonie e per il contesto territoriale di cui ci occupiamo, anche un'iniziativa meritoria. Io credo che si possano contemperare le esigenze di tutti, ci vuole un po' di ragionevolezza e sedersi intorno a un tavolo. Devo dire che il governo evidentemente si è preoccupato di questa protesta che ha rallentato notevolmente i lavori, tanto che ha emanato un decreto con cui il governo autorizza la realizzazione di queste infrastrutture astronomiche in deroga ai vincoli ambientali, anche perché c'è stato il serio rischio di uno scippo. Sentiamo a questo proposito il ministro Adolfo Urso, ministro delle imprese e
Made in Italy, ma che ha anche la delega ai programmi spaziali e aerospaziali. Sentiamolo. Documenteremo ovviamente al TAR tutte le nostre buone ragioni che nella tutela dell'interesse nazionale, e chiediamo di esprimersi ci auguriamo con celerità, perché è importante che decidano, poi ognuno faccia il suo lavoro. Noi abbiamo fatto il nostro, mantenendo in Sicilia uno dei progetti scientifici più importanti e significativi dell'Agenzia Spaziale Europea, che altrimenti aveva già deciso di trasferire in un'altra nazione, nelle Canarie. Praticamente il rischio si era già manifestato un anno fa, se non fosse intervenuto già era nelle Canarie, l'avevano già costruito nelle Canarie. Ma lo dico, non è soltanto l'osservatorio spaziale più importante per le capacità di vedere per esempio quello che sta accadendo nello spazio, capire se stanno arrivando corpi estranei molto prima che arrivino, ma perché l'Italia sta diventando leader mondiale sullo spazio, e io vorrei che anche la Sicilia ponesse la sua bandiera sullo spazio. Nei giornali francesi c'è un dibattito sulla base delle dichiarazioni dei sindaci francesi che dicono: l'Italia ci sta sorpassando sullo spazio, dobbiamo fare come il governo italiano. È uscito sui giornali. E in questa fase di sorpasso dell'altro grande potenza spaziale europea, la Sicilia dice no. Rientriamo in studio, ecco, avete sentito le parole del ministro Adolfo Urso, la Sicilia dice no. Giuseppe Barbera, allora la Sicilia dice no, c'è chi vi accusa di essere contrari allo sviluppo. No, ma questa è la prima cosa e la cosa più importante da dire, perché mettere in contrapposizione scienza e ambiente è gravissimo. Scienza è fisica, scienza ecologica, scienze ambientali. Noi, quelle cose che diciamo io, Sergio Marino e tanti altri, sono informazioni e note scientifiche, non emotive. Questo va detto con assoluta chiarezza. E vorrei dire che io vorrei essere in un paese, in una regione che è leader sulla terra, prima di esserlo sullo spazio, perché io vedo bruciare la Sicilia, vedo i cambiamenti climatici che stanno distruggendo Polonia e Germania, gli incendi spaventosi in Brasile, in mezza Groenlandia, naturalmente esagero, un iceberg di dimensioni gigantesche che si è staccato, e vedo questa la grande emergenza. Per cui ringrazio il cielo che ci siano stati 20, 30 anni fa, 10 anni fa, 5 anni fa, delle leggi che proteggono l'ambiente, che dicono che certe cose non si possono fare. Non si possono fare sulla base ma il di governo fa le scientifiche, deroghe, il governo fa le sulla base dei deroghe. cambiamenti climatici, non di emozioni o passioni estetiche. Questo deve essere molto chiaro. Detto questo, io vorrei, come posso dire, per carità, poi ecco, ma è una questione di principio, è una questione che voi temete davvero che ci sia un danno all'ambiente? Io vorrei sapere, perché i dati che trovo, mi scusi l'emotività, ma i dati che trovo da ignorante di scienze astronomiche, di fisica, eccetera, mi parlano di possibilità di impatti pericolosi tra asteroidi e pianeta Terra estremamente improbabili, molto lontani nel tempo, mentre invece i cambiamenti climatici, i danni che stiamo giornalmente vivendo, sono quotidiani, sono qui davanti a noi. Non possiamo ogni volta dire vabbè, di fronte alle emergenze sociali, di fronte alle necessità del lavoro, l'ambiente mettiamolo in secondo piano, perché poi succede quello che succede in ogni momento. Allora, siccome la scienza, e chiudo, mi scusi, la scienza non è divisa per comparti, ma la scienza alla quale credo io, crediamo tutti e quattro, direi una scienza sistemica che tiene insieme uomo, natura, no? Cultura e cultura, tiene insieme tutto questo, dobbiamo assolutamente fissarci su questo. Mi dispiace, ma la probabilità che la Sicilia vada in fiamme, che la siccità ci faccia morire di sete, è molto più lontana. Allora, allora, vedevo, grazie.
Vedevo Sergio Marino che scuoteva la testa. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, torniamo subito dopo per proseguire. Ed eccoci di nuovo in studio, parliamo di asteroidi, meteoriti, del probabile, insomma, eventuale impatto sulla Terra e del telescopio che dovrebbe avvistare questi corpi in avvicinamento. Allora torno da Fabrizio Bocchino, direttore vicario dell'Osservatorio Astrofisico di Palermo. Ecco, rispetto a tutte le emergenze che viviamo quotidianamente, a cui faceva cenno poco fa Giuseppe Barbera, che probabilità c'è reale di un impatto di uno di questi corpi con la Terra? Io ho sentito gli interventi del dottor Marino e del professor Barbera e devo dire che ho sentito tante dichiarazioni di principio che condivido e naturalmente sottoscrivo, ma ho sentito anche tante inesattezze. Innanzitutto non è affatto vero che si tratta di eventi improbabili, ma diciamo a concadenza settimanale degli asteroidi si avvicinano alla Terra entro distanze di circa 1 milione di chilometri. Io ricordo che le infrastrutture umane, i satelliti, non sono soltanto in orbita bassa, quelli a 500 chilometri, ma ci sono anche dei satelliti che stanno nei punti lagrangiani dell'orbita Terra-Sole, che si trova a 1,5 milioni di chilometri di distanza, e quasi settimanalmente noi abbiamo degli asteroidi che entrano, che si avvicinano a quelle distanze, e la nostra capacità di vederli prima che arrivino a queste distanze è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti noi, nonché delle nostre infrastrutture. Ricordiamoci tra l'altro che ci sono anche degli astronauti in orbita che devono essere protetti dalla enorme quantità di detriti spaziali che imperversano nell'orbita bassa, quindi non si tratta di fenomeni assolutamente rari. Probabilmente il professor Barbera si riferisce all'asteroide che ha ucciso i dinosauri, quello naturalmente cade in 60 milioni di anni, ma asteroidi molto più piccoli di quello era 10 km di diametro, ma molti più piccoli di quello, anche di poche decine di metri, costantemente si avvicinano alla Terra. Senza conseguenze gravi, diciamo. Tant'è vero che sia la NASA che l'ESA hanno avviato dei programmi specifici per osservare questa asteroide, di cui è stata mandata una missione su uno di questi satelliti per fare la prova a deviarlo, qualora praticamente si ravvisasse la necessità di farlo. Fortunatamente ancora non si è ravvisata, ma è probabile che questo si ravvisi in futuro. È stata fatta provata, quindi è stata mandata proprio una missione NASA che proprio ha colpito uno degli asteroidi per misurare questa capacità di deviarli. Ma ecco, credo che siamo un po' tutti concordi sul fatto che sia quantomeno utile questo telescopio, ma non si può scegliere un altro posto? No, allora diciamo anche su questo, anche questo c'è molta disinformazione, ma anche nell'appello che ho letto di qualche giorno fa. Innanzitutto non è vero che si può fare ricerca, che non si può fare, che si fa solo ricerca scientifica di tipo botanica nei parchi nazionali. Questo non è vero, perché è stato smentito da una sentenza del CGA del 2012. Non è vero che le associazioni ambientaliste hanno proposto altri luoghi. Quel luogo che è stato scelto dopo una campagna di monitoraggio che è durata anni, che è stata fatta su diversi siti siciliani e che è risultata nella Mufara proprio per le condizioni fisiche che ho appena descritto: il flusso laminare, l'assenza, il numero di notti buone per le osservazioni, il fatto che la trasparenza del sito del cielo è molto bella in quel punto. Sono stati fatti tutti questi studi, ma non dalle associazioni ambientaliste, li abbiamo fatti noi stessi, li abbiamo pubblicati su riviste scientifiche internazionali, e sulla base di questi risultati delle commissioni con lavori aperti e trasparenti hanno deciso che la Mufara effettivamente è il posto migliore dove farlo. Quindi si fa anche tanta disinformazione. Io vorrei anche cogliere questa occasione per dire che noi non siamo contro, diciamo, l'osservatorio non ha nulla contro il parco, non succederà nulla alla faggeta, non succederà nulla a quelle rocce che citava il dottor Marino. L'osservatorio si tratta di una struttura in cui ci andranno 1, 2, 3 persone al massimo. La strada che verrà costruita è soltanto 150 metri di strada comunale molto piccola, chiusa al traffico. Parliamo di un posto, ricordiamo, che a 200 metri dal telescopio, a parte che esiste già un altro telescopio che è il VMT, proprio a 100 metri da dove sarà il Fly Eye, ma soprattutto accanto al Fly Eye c'è l'impianto di risalita di Piano Battaglia. Signori miei, stiamo parlando di un posto dove ogni domenica ci vanno migliaia di persone. E cosa ci formalizziamo? Con una strada di 150 metri peraltro chiusa al traffico? Allora ci restano, scusi, la devo interrompere perché ci restano pochi minuti ed è giusto dare diritto di replica a Sergio Marino e a Giuseppe Barbera. Sergio Marino. Io ovviamente non condivido le osservazioni. Io credo veramente è inaccettabile pensare che non si riesca a trovare in Sicilia
ma dico di più anche nelle Madonie, perché io credo che anche mantenendo, io non credo che dia occupazione un'iniziativa del genere, perché l'ha detto lo stesso ingegnere, 3 posti non credo che creino occupazione all'interno delle Madonie. Io credo che passa un principio deleterio, che è quello che in un'area protetta, nella zona integrale di area protetta, si possa realizzare una struttura, per carità, importante ai fini della ricerca, ma che è una ricerca che è diversa rispetto alla ricerca che ci aspettiamo in un'area protetta. Io in un'area protetta mi aspetto investimenti che comportino lo sviluppo delle popolazioni residenti con interventi in zone, anche in zone A, ma per la ricerca, per la tutela e per la conservazione di un bene comune che dobbiamo tramandare ai nostri nipoti, alle generazioni future, cercando di mantenerle intatte. Questo è un principio per me insuperabile. Giuseppe Barbera. No, voglio dire, anche per me è chiaro, voglio dire. No, non è, naturalmente il tema non è fermare la ricerca scientifica nel campo applicato dei telescopi, è naturalmente importante, ma non possiamo mettere, come è stato fatto per la Mufara sempre, è la pista da sci, e altri interventi, no, considerare che la natura sia a disposizione di qualsiasi altro sapere e volere. Noi dobbiamo mettere l'attenzione ai valori ecologici, ambientali, paesaggistici dal punto di vista non estetico ma della complessità del tema, dobbiamo metterli al centro. Io non so se, cercando su internet, quindi non mi permetto naturalmente di dissentire da quello che ha detto il professor Bocchino, l'ingegnere Bocchino, ma io leggo di eventi improbabili, lontani da venire, molto lontani e molto improbabili, mentre invece l'emergenza quotidiana ci dice che non possiamo tornare indietro sui valori della scienza ambientale, dell'ecologia, dobbiamo difendere le zone A dei parchi con le unghie e con i denti. E trovare in altri luoghi, in altri posti, con alcuni compromessi inevitabili. Chi fa scienza fa sempre compromessi, lo sappiamo, non esiste la scienza assoluta, no? Lo faccia, se no è soltanto il proprio interesse disciplinare, che è un errore clamoroso, ascientifico. Allora, io vi ricordo che su questo tema l'ultima parola poi spetterà al TAR, che deciderà il 24 di questo mese. Forse Bocchino voleva dire un'ultima cosa? No? No, io volevo dire essenzialmente che qui non è in ballo l'interesse di pochi, qua è in ballo l'interesse del pianeta intero. Cioè questi telescopi servono per proteggerci da un reale pericolo che è stato valutato in maniera internazionale. La Sicilia perderà solo un'occasione per diventare front-end di ricerca scientifica in questo campo. L'occupazione, professor Barbera, si fa anche in questo, la ricerca ha ricadute occupazionali. Perché un paese, quindi se noi blocchiamo la ricerca in questo settore, stiamo bloccando non i 3 posti di lavoro dei tecnici che non immagino proprio che lei ma stiamo bloccando l'intera generazione di studiosi e che può fare ricerche di punta in questo campo. Cioè va bene, avete espresso ognuno... Mi faccia dire una battuta, io non nego assolutamente, non immagino che l'ingegnere Bocchino neghi i cambiamenti climatici. Però quelli hanno tempi molto più stretti, molto più vicini e si basano. Ma non sono in contraddizione le due cose. La ricerca è multidisciplinare, cioè quello che facciamo noi serve anche per la troviamo il compromesso. Troviamo il compromesso, sono chiaramente emergenze diverse, le emergenze sicuramente non ci mancano e speriamo di trovare appunto un compromesso che concili l'innovazione tecnologica con la tutela dell'ambiente. Naturalmente il dibattito poteva essere ancora più ampio, ma il tempo a nostra disposizione è finito, quindi ringrazio i nostri ospiti: Fabrizio Bocchino, direttore vicario dell'Osservatorio Astrofisico di Palermo, Sergio Marino, ex direttore del Parco delle Madonie, e paesaggista Giuseppe Barbera. Grazie come sempre a tutti voi che ci seguite da casa. Grazie.